è giusto che sia così. Dobbiamo stare tutti più attenti e comportarci secondo le regole per venirne fuori. Dicono sì i vicentini alle nuove norme decise dal governo per contenere il contagio. Qualsiasi cosa serve per far passare questa situazione, volentieri. Purtroppo sono necessarie, per cui mascherina e siamo qua. Mascherine obbligatorie in tutta Italia all'aperto, FFP2 nei mezzi pubblici, al cinema, nei teatri, durante gli eventi, ma tanti la usano già. Io mi sento più sicura in questo modo, la uso già da tanto tempo, anche al lavoro, per cui io penso che sia necessario, insomma, tutelarci. La indosso anche all'esterno perché comunque entrando nei negozi sono luoghi chiusi e è necessario proteggere se stessi oltre che indossare la mascherina per proteggere gli altri. Stop anche alle feste in piazza. E non è semplice sicuramente, però dobbiamo adattarci. E per il mondo anche del lavoro comunque in ogni caso. Nei locali pubblici obbligatorio il Green Pass rafforzato anche per bere un caffè al banco. L'anno scorso, il 24 dicembre, eravamo tutti chiusi, eravamo in zona rossa. Quest'anno con i Green Pass a quanto pare riusciamo a lavoricchiare. È uno sforzo in più per noi e lo faremo. Chiunque entra al locale viene controllato col Green Pass, chi non ha il Green Pass o chi ha fatto solo il tampone sta all'esterno. La clientela sa che se deve stare dentro o vuole stare dentro entra già col Green Pass in mano.